Siamo qua su una delle nostre schede REATIN, selezioniamo il nome scientifico, clicca Estrasina, una scianta, per vedere un'altra tarea con tutti i nostri motori di ricerca. Google è ottimo per cattare video. Clicchiamo su video e avremo una serie di risultati. Dovremmo vedere per esempio questo. Clicca Estrasina, vedremo un'altra tarea e il video si invia nel canale di YouTube. Sulla striscia di indirizzo, in ultima, c'è una serie di lettere che copiamo, torniamo alla nostra scheda sul galepin, dalla nostra schermata di inserimento decerniamo il link diretto al clip di YouTube e mettiamo al posto degli asterischi la nostra serie di lettere copiata da YouTube. Diamo un titolo, REATIN, e descriviamo video e audio e mettiamo anche la durata, 1 minuto 01. Inserisci e a questo punto, tornando sulla nostra scheda del galepin, e ricarichiamo e avremo al suo interno incorporata l'ultimo inserimento che abbiamo fatto, è il video di YouTube.